Una festa di musica e fuochi d'artificio nel segno del rispetto dell'ambiente e degli animali. A 40 anni dal primo spettacolo di Ferragosto sarà un viaggio nella musica degli anni 80, 90 e 2000 ad animare a partire dalle 21 la piazza simbolo di Padova, Prato della Valle. Il momento più atteso sarà quello dei fuochi alle 23:30 con tutto lo spettacolo piromusicale, quindi con l'accompagnamento musicale. Fuochi che sono settati per evitare impatto acustico, quindi fuochi silenziosi anche per rispetto agli animali. Però prima ci sarà tutto un percorso musicale per celebrare questa lunga storia, quindi con degli artisti degli anni 80, con Tracy Spencer, degli anni 90, con i Cappella che hanno fatto alcune delle hit dance più famose, e degli anni 2000 ci sarà Valeria Rossi con Dammi tre parole, Sole, cuore, amore, ce la ricordiamo tutti. L'idea è quella di mettere in piedi un evento gratuito per tutti quelli che sono a Padova a Ferragosto, ma anche per quelli che vogliono venire a Padova a Ferragosto e divertirsi in una delle piazze più belle d'Europa. Sarà una notte di luce, quella che a partire dalle 23:30 illuminerà il cielo sopra Prato della Valle, con i fuochi che avranno il sapore delle notti d'estate, di ricordi, profumo di mare, sogni ad occhi aperti, lune giganti. Un palco che negli anni si è rivelato un vero e proprio trampolino di lancio per molti artisti. L'evento di Ferragosto ha lanciato alcune delle personalità nell'ambito della musica più importanti: Cesare Cremonini con i Lunapop, Tiziano Ferro, Irama, sono i primi che mi vengono in mente, ma sono veramente tanti, e quest'anno invece cerchiamo di prendere, diciamo, delle figure già blasonate, però con l'obiettivo sempre di intrattenere e di far divertire. Lo spettacolo animerà la notte di Ferragosto fino alle 2. Dalle 19 Prato della Valle sarà chiuso, come da tradizione, al traffico con varchi d'accesso presidiati dalle forze dell'ordine e da steward.